Eder. Mech. Pallister. La vicenda di Claudio Viviani, attore triestino scomparso il 25 luglio 2001 e ritrovato cadavere quasi 3 mesi dopo, rappresenta uno dei casi più enigmatici accaduti nella città di Trieste. L'evento si colloca in un contesto già caratterizzato da misteri e leggende locali, che includono riferimenti al Carso triestino, una regione intrisa di storie suggestive. La narrazione dei fatti, unita a elementi oscuri e irrisolti, evoca similitudini con il caso di Liliana Resinovic, scomparsa e ritrovata morta anni dopo nella stessa area geografica. Claudio Viviani scomparve la mattina del 25 luglio 2001. Secondo le cronache dell'epoca, uscì di casa a Gropada, piccolo borgo del Carso triestino, senza portare con sé né cellulare né documenti. Era diretto a Padrigiano, il villaggio più vicino. Nonostante le ricerche, per mesi non si ebbero notizie. L'11 ottobre 2001, il corpo di Viviani fu scoperto casualmente da 2 fidanzati che stavano seguendo un capriolo nei pressi di Basovizza. I resti giacevano sull'erba vicino a un muro a secco, a circa 1 chilometro di distanza dal centro abitato. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. I fidanzati trovarono un teschio, alcuni capelli, una maglietta rosso scuro sbiadita e un paio di pantaloncini. Viviani era scalzo e non indossava altri indumenti. L'autopsia rivelò che la morte risaliva al giorno della scomparsa e non furono rilevate tracce evidenti di violenza sul corpo. Le ipotesi sul decesso si orientarono verso il suicidio o l'avvelenamento. Tuttavia, nessuna delle teorie avanzate fu mai confermata con certezza. La mancanza di prove determinanti lasciò aperto il caso, che si trasformò rapidamente in un enigma senza soluzione. A complicare ulteriormente il quadro, un articolo firmato da Silvio Maranzana e corredato da fotografie di Fabio Balbi, pubblicato poco dopo la scoperta del cadavere, introdusse un elemento surreale e inquietante. L'articolo narrava di un incontro tra il giornalista e un uomo definito il principe delle tenebre, legato a pratiche di occultismo e presunte messe nere. La descrizione dell'incontro includeva dettagli come una giovane donna muta, un'auto con targa nascosta e riti satanici condotti su altari. L'uomo sosteneva di essere un manager con una doppia vita e preannunciava eventi di portata globale, tra cui disordini in Italia e il collasso dell'economia mondiale. Vediamo ora le similitudini tra il caso Viviani e il caso Resinovic. 1. Il luogo del ritrovamento. Entrambi i corpi furono rinvenuti in aree nascoste o in prossimità del Carso triestino, luoghi che evocano mistero e isolamento. Liliana Resinovic fu ritrovata in un'area boschiva, mentre il corpo di Viviani giaceva nei pressi di un muro a secco tra erba e arbusti. 2. Il lasso di tempo tra la scomparsa e il ritrovamento. Sia Viviani che Resinovic rimasero dispersi per settimane o mesi prima del ritrovamento dei loro resti. Questa lunga assenza ha alimentato ipotesi di occultamento o eventi accaduti in luoghi differenti rispetto al punto del ritrovamento. 3. La mancanza di segni di violenza. In entrambi i casi, l'autopsia, almeno inizialmente, non evidenziò tracce di violenza fisica evidente, lasciando aperta la possibilità di suicidio, avvelenamento o cause naturali. 4. Gli interrogativi sui contesti personali. Claudio Viviani e Liliana Resinovic conducevano vite che, almeno in superficie, non sembravano suggerire motivi per una fine così enigmatica. Tuttavia, i dettagli delle loro esistenze rimangono parzialmente oscuri, e la narrativa pubblica è stata influenzata da ipotesi spesso non suffragate da prove definitive. 5. L'alone di mistero e le suggestioni locali. Come nel caso di Viviani, anche nel contesto di Liliana Resinovic sono emersi elementi narrativi legati a misteri locali, leggende urbane e ipotesi oscure, che hanno contribuito a distorcere la percezione pubblica degli eventi. I casi di Claudio Viviani e Liliana Resinovic condividono inquietanti similitudini sia nei dettagli fattuali che nell'aura di mistero che li avvolge. Entrambi gli episodi sollevano interrogativi non solo sulla dinamica degli eventi, ma anche sulla capacità delle autorità e della società di affrontare e comprendere e risolvere tali tragedie. La ripetizione di schemi simili nel tempo, nella stessa area geografica,
alimenta l'ipotesi che Trieste e il suo Carso siano teatro di fenomeni ancora non chiari e spiegabili. 2009. La scomparsa improvvisa di Giovanna De Bonis. La città di Trieste è stata colpita dalla tragica e inaspettata morte di Giovanna De Bonis, una figura centrale del Palazzo di Giustizia cittadino. Giovanna, ufficiale giudiziario da oltre 20 anni, era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e la capacità di affrontare ogni situazione con una battuta fulminante e gentile. A 47 anni, la sua vita è stata interrotta da una crisi cardiaca improvvisa che l'ha colta mentre si trovava sola nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta poco dopo l'ultima telefonata ricevuta domenica mattina. Giovanna era sposata da poco più di un anno con Fulvio Costantinides, noto medico legale della città, che ora affronta un dolore incolmabile. La sua morte ha lasciato un vuoto non solo nella famiglia, ma anche tra i colleghi e gli amici che la ricordano come una professionista impeccabile e una persona dotata di un'umanità straordinaria. 2021. Omicidio in via dei Vigneti. Il dramma di Fulvio Visintin. La tranquilla domenica pomeriggio del 1° aprile è stata sconvolta dalla scoperta del corpo senza vita di Fulvio Visintin, 73 anni, trovato nella sua abitazione con una profonda ferita all'addome. La tragedia si è consumata in un appartamento di via dei Vigneti, nel quartiere Servola di Trieste. A poche ore dalla scoperta, la moglie della vittima, Loredana Crasso, ha confessato l'omicidio. Secondo gli inquirenti, il delitto è stato il culmine di un litigio per motivi futili, come spesso accade in una relazione ormai in crisi da anni. Messa sotto pressione dalle contraddizioni emerse durante l'interrogatorio, Loredana ha ammesso di aver accoltellato il marito con un coltello da cucina, trovato ancora sporco di sangue sulla scena. Dopo il gesto, la donna ha chiamato il pronto soccorso, ma i tentativi dei sanitari sono stati vani. L'indagine, guidata dal sostituto procuratore e supportata dalla polizia scientifica e dalla squadra mobile, ha portato al fermo della donna, ora agli arresti domiciliari. Il caso ha lasciato sgomenta la comunità locale, mentre le autorità cercano di ricostruire con esattezza gli eventi che hanno portato alla tragedia. 2021. Tragedia familiare in via Giulia, padre e figlio trovati morti in un appartamento all'ultimo piano di via Giulia 108 a Trieste. I corpi di Sergio e Riccardo Visintin, rispettivamente 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta il 9 aprile, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati da operai impegnati nella ristrutturazione dello stabile, insospettiti dall'assenza prolungata dei due uomini. Padre e figlio vivevano insieme da anni, in una condizione di isolamento accentuatasi dopo la morte della madre. L'appartamento, chiuso dall'interno, presentava uno scenario di degrado che rifletteva le difficoltà vissute dai due, esclusa la fuga di monossido di carbonio e l'ipotesi di violenza. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso, probabilmente legato a ragioni naturali o a una condizione sanitaria precaria. Riccardo, noto nel panorama culturale triestino, era un giornalista freelance e collaborava con festival cinematografici. La sua morte segna la perdita di una voce significativa per la comunità artistica locale. Intanto, le indagini proseguono per chiarire le circostanze della doppia tragedia. 2010. La morte di Natasha Visintin, overdose sospetta. Un'altra tragedia ha colpito la famiglia Visintin con la morte di Natasha, 29 anni, trovata priva di vita nella sua abitazione vicino al vecchio confine con la Slovenia. La giovane, con problemi cardiaci pregressi, era sola in casa quando è stata vittima di un arresto cardiaco, con ogni probabilità legato all'assunzione di eroina. Il corpo senza vita è stato scoperto domenica mattina da un amico, allertato dall'assenza di risposte ai ripetuti tentativi di contatto. Natasha era accasciata su una sedia in cucina, accanto a una siringa avvolta nel suo involucro. Gli investigatori stanno cercando di risalire al fornitore della dose letale, ascoltando amici e conoscenti della ragazza. Natasha avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo, ma la sua vita è stata segnata da fragilità fisiche e difficoltà personali. Il caso, attualmente privo di indagati, è al centro di un'indagine per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla sua morte. Un'altra perdita che scuote la città di Trieste.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.